Buon pomeriggio da Riccardo Morelli e benvenuti al Palazzetto dello Sport del Parco Enrico Mattei in occasione del recupero della nona giornata del calcio a 5 femminile Serie A. In campo Kick-Off e Bitonto, una sfida ad alta classifica che vede Kick-Off al primo posto a quota 24 punti con 8 vittorie e una sola sconfitta in stagione. Dall'altra parte il Bitonto che ha una partita in meno proprio come la Kick-Off ed è imbattuta ancora in stagione, 6 vittorie e 3 pareggi. In caso di vittoria oggi aggancerebbe proprio la Kick-Off in classifica, quota 24 punti. È iniziata la sfida, parte subito forte la Kick-Off che colpisce un palo con la numero 11 Gabriela Sousa vicino al gol dell'1-0. Una squadra di casa che ci prova subito in questo avvio, prova a gestire il pallone il Bitonto che esce con Brugnoni che serve in avanti in un primo momento, De Oliveira serve in avanti Mansueto, recupera palla però la Kick-Off che si porta in avanti, si porta nella metà campo avversaria, pallone tra i piedi di Bobo che scarica sulla sinistra, poi una fitta rete di passaggio, alla fine la Kick-Off porta a casa fallo laterale. Ha iniziato subito forte la squadra di casa, qui copre bene però il Bitonto che prova ad andare in avanti. Bitonto che è campione d'Europa, fresco di qualche giorno, una stagione davvero incredibile quella della squadra ospite che in questa stagione ha giocato ben 4 finali, le ha vinte tutte e 4. È sicuramente una stagione indimenticabile per tutte le ragazze, chiaramente anche per tutto lo staff. Intanto giro palla da parte della Kick-Off e come vi dicevo prima 21 aprile 2024 la vittoria della Coppa Italia, il 9 giugno quella del campionato, per chiudere in bellezza l'anno il 22 di settembre la Supercoppa Italiana, il 21 dicembre la Futsal Women's European Champions. 4 finali e 4 vittorie in un anno, 8 finali, 7 le vittorie in 2 anni. E prova a sfondare centralmente la Kick-Off che non riesce a segnare dall'altra parte, passa in vantaggio il Bitonto grazie al gol di Nicoletta Mansueto. Passa subito in vantaggio in questo avvio la squadra ospite, aveva trovato il palo in avvio la Kick-Off, non trovando la rete del vantaggio ha sbloccato la partita il Bitonto che adesso deve difendersi da questo attacco da parte della Kick-Off con il gioco di gambe in un primo momento da parte di Bruna Borges, allontana da ogni pericolo mettendo in fallo laterale a Badessa. Giro palla dalle parti di Getulio che si accentra, poi scarica col tacco, il tiro da fuori tentato da Gabriela Sousa, proprio lei ha colpito il palo in avvio. Tanto movimento, si fa vedere ancora Getulio che si porta il pallone sul fondo, gioco di suola, poi il pallone è uscito, fallo laterale a favore degli ospiti. Si alza anche De Oliveira, riceve ora, sono diverse le giocatrici giovani tra le file del Bitonto, questo dovuto alla partenza prematura da parte di alcune giocatrici e dunque hanno lasciato spazio e oggi sono tante le under 19 in distinta a disposizione dell'allenatore Gianluca Marzuoli. Intanto conquista un fallo laterale proprio Bitonto che conduce
di un gol. Pallone tra i piedi di Marcolan verso De Oliveira, sponda da parte di Mansueto, con calma prova a costruire Bitonto anche con l'aiuto del portiere. Si torna all'indietro con calma, prova a costruire, palla a terra, pallone ancora sulla destra dove è rimasta fissa da quella parte De Oliveira. Si chiude oggi la stagione calcistica 2024 in entrambe le squadre con questo recupero oggi 29 dicembre, e poi chiaramente il campionato ripartirà a gennaio, la quindicesima, la sedicesima giornata. Si giocheranno praticamente diverse gare interessanti. Il campionato riprenderà subito il 4 di gennaio con la prima partita che vede Lazio Calcio a 5 contro VIP Calcio a 5. Per quanto riguarda il Bitonto, ospiterà in casa Tiki Taka Futsal, dall'altra parte invece la kick-off affronterà in trasferta l'Audace Verona il 5 di gennaio alle ore 16. Bitonto Tiki Taka invece 5 gennaio alle ore 18. Calendario abbastanza fittizio quello di kick-off e Bitonto, così come tutte le squadre nel campionato di Serie A. Tanto prova di sfondamento, addirittura kick-off che riesce alla fine a perdere il pallone dentro l'area di rigore del Bitonto. Pallone giocato in avanti dalle parti di Nicoletta Mansueto, troppo laterale il pallone. Kick-off che torna in possesso palla, pallone tra i piedi di Borges. Palla in avanti per la sponda non riuscita in un primo momento da Jessica Getulio. Alla fine kick-off porta a casa un fallo laterale prezioso. Ancora Getulio. Borges raccoglie. Scambiano ancora le due giocatrici della kick-off. Tocco per Sousa. Tanto movimento. Ancora Getulio. Va al tiro. Attenta però. De Oliveira che para e mette in calcio d'angolo. Il Bitonto rischia qualcosa, poi prova a ripartire con il proprio capitano, che ha segnato proprio l'occasione dell'1-0, il gol che sta decidendo fin qui la partita. Intanto cambio per la kick-off con l'ingresso da parte di Faustin Pellegri. All'inizio il gioco del Bitonto, sponda da parte di Getulio, poi non Getulio ma Mansueto, poi il pallone esce sul fondo, riparte alla kick-off con grande calma, piccolo trotto. Borges serve Pellegri, pallone a metà strada abbastanza rischioso però che rimane in possesso palla della kick-off. Ci prova in un primo momento Gabriela Sosa, poi scarica verso Borges, raccoglie Arianna Bovo, sponda di Borges con la suola. Bitonto rischia, pasticcia dentro la propria area piccola, calcio d'angolo a favore della squadra di casa. Bovo prova ad andare in verticale alla ricerca di Gabriela Sosa, pallone però si spegne sul fondo. Mansueto all'indietro, palla in profondità direttamente sulla panchina della kick-off. Bovo rimette subito il pallone in gioco, non perde tempo. La squadra di casa che si trova sotto nel punteggio di un gol. Prova proprio Bovo con questa conclusione attenta,
ancora una volta De Oliveira, altro tiro dalla bandierina per la kick-off. Chiude qui Bitonto con una rimessa laterale conquistata da Pellegri, da vicino a Borges, forse prende un colpo qui la giocatrice della kick-off, ha scambiato con Gabriela Sousa. Un gioco fermo da qualche secondo, i timidi applausi dagli spalti del palazzetto dello sport del parco Enrico Mattei. De Oliveira rischia qualcosa qui, kick-off, Mansueto chiede calma, poi torna all'indietro, uscita palla al piede con grandissima personalità da parte di Marco Lan, alla fine porta a casa un fallo laterale. Tampa per De Oliveira, palla in avanti e Bitonto trova il gol del 2-0, questa volta con grande calma. La squadra di Marzoli segna la rete del +2, un gol da parte di Francesca Buquicchio. 0-2 in questo avvio di partita, 2 ripartenze, 2 gol per gli ospiti. E si mette subito in salita la sfida per la kick-off. Pallone sulla sinistra, scaricata da parte di Pellegri. Sousa allarga per il mancino tentato da Giulia Cascio, ancora Gabriela Sousa con la suola, prova a spostarsela sul destro, poi arriva la chiusura da parte del Bitonto. Pellegri col mancino, palla deviata, blocca De Oliveira e non perde tempo e va subito in avanti alla ricerca della numero 13 Buquicchio. Continua ad attaccare la kick-off, Gabriela Sousa ci prova al limite dell'area di rigore, il pallone finisce sul fondo di poco alla destra di De Oliveira. Ancora non perde tempo il Bitonto con questo lancio in avanti, non finisce sul fondo, rinizia da dietro la kick-off con l'avanzata lenta da parte di Bruna Borges che tocca per Pellegri e poi la conclusione all'ennesima da parte di Gabriela Sousa, ancora sul fondo. È una buona kick-off, non riesce però a segnare a una difesa fin qui abbastanza attenta del Bitonto. Bitonto che con questo risultato, come vi dicevo in apertura, aggancerebbe proprio la kick-off al primo posto. Bitonto che ha una differenza reti di più 49 considerando anche le 2 reti di oggi. Continua ad attaccare kick-off, ancora Sousa, ancora calcio d'angolo, differenza reti nella kick-off invece di più 20. Tante le squadre raccolte in pochissimi punti. Gioca la kick-off, ancora Sousa, chiede la deviazione. Una giocatrice in maglia numero 11 della kick-off, deviazione che c'è, calcio d'angolo. Come vi dicevo prima, sono tante le squadre in pochi punti, 24 per il Bitonto, 24 per la kick-off, chiaramente classifica live alla mano. Poi c'è Occasa Falconara a quota 23 punti, femminile Pescara Futsal e Tiki Taka Futsal con gli stessi punti. Praticamente in un solo punto sono raccolte ben 5 squadre. E poi c'è la Lazio al sesto posto con 18 punti. Costruisce dal basso il Bitonto. De Oliveira prova a uscire a cercare qualche compagna libera, riesce a trovare dietro di sé Marco Lan, con grande calma gestisce 2 gol di vantaggio il Bitonto. Mansueto
altro tocco all'indietro, ancora il pallone verso il capitano del Bitonto, palla in avanti, troppo in avanti, messa dal fondo per la kick-off che inizia da Carturan. Borges tocca per Gabriela Sosa, gioco di suola, raddoppio di marcatura per la giocatrice della kick-off, alla fine l'ultima a toccare è proprio lei. Tanto corre in avanti Mansueto, ecco il pallone per il capitano del Bitonto, ci prova dalla distanza intanto la kick-off con Bruna Borges, altra parata di De Oliveira, calcio d'angolo, l'ennesimo per i padroni di casa, ancora dalla distanza, destro largo, questa volta tentato da Bruna Borges, a lei e anche Gabriela Sosa, le giocatrici più attive in questa prima parte di frazione. Attacca Bitonto, pallone fuori, Mansueto con il destro, la palla viene ribattuta dalla difesa della kick-off che evita il peggio, azione che riparte, tanto altro cambio a volante per la kick-off, dentro ancora che Tullio va a prendere posto dentro l'area di rigore della porta difesa da De Oliveira. Borges allarga verso il Cascio, poi il destro tentato da Pellegri, altra deviazione, altro calcio d'angolo, in seria difficoltà Bitonto, attacca la kick-off, fa sempre male, crea sempre pericoli, ancora il risultato dice 0-2 Bitonto. Altro fallo laterale per i padroni di casa con una conclusione tentata da Giulia Cascio. Prova dalla distanza anche che Tullio è entrata poco fa, si ferma così, arriva la sirena del time out, le squadre che vanno a dissetarsi e chiaramente acquisire tutte le informazioni dei due allenatori. Andremo se si ripartirà con le stesse giocatrici o ci sarà qualche cambio. Forse dalla parte del Bitonto, lato kick-off, non dovrebbero esserci cambi, tanto continuano a parlare anche tra di loro le giocatrici della kick-off che rientrano proprio come nel Bitonto. Pallone tra i guantoni di De Oliveira, palla per Mansueto, controllo col destro, poi protezione della palla con il fisico, grande calma, qualità. Il Bitonto esce palla al piede, anzi meglio non esce al momento, rimane però in possesso palla. Può andare di sfondamento Marco Lan, poi Mansueto, ancora Marco Lan, dà uno sguardo alla porta, poi calcia, trova l'ottima risposta da parte di Carturan. Pallone sbagliato da Cascio per Borges, ultimo a toccare un giocatore del Bitonto, una giocatrice del Bitonto. Fallo laterale sull'out di sinistra per la kick-off. Cascio tocca per Getulio, Borges scarica per Pellegri per Cascio per Borges, destro, imparata da parte di De Oliveira, lancia subito Mansueto, il pallone accelera improvvisamente, poi finisce sul fondo, riparte la kick-off.
giocata in avanti da parte di Getulio. Occhio perché si creano spazi, tiene vivo il pallone da questa parte e poi va a concludere con il destro a Badessa, destro largo e altro cambio per una kick-off. Fuori Cascio, dentro Gabriela Sousa, pallone tra i piedi di Getulio. Sousa, Borges si accentra, non va il tiro, allarga Pellegri, non va il tiro, va il tiro Borges, tiro sulla difesa del Bitonto, un'altra rimessa laterale. Getulio pensa alla conclusione, tira addosso a Mansueto, fallo laterale. La kick-off non c'è movimento, arriva adesso il tocco per Pellegri, poi Getulio suola, Borges pensa al tiro, lo effettua, raccoglie il pallone Marco Lan che poi torna all'indietro, ancora Marco Lan, c'è spazio per Mansueto, ancora Marco Lan, torna indietro, De Oliveira, sponda da parte di Vincenzo sbagliata, allora riparte la kick-off. Getulio allarga il gioco sulla sinistra, Gabriela Sousa suola, cambia con Getulio, su di lei Marco Lan, rimane in possesso palla però la numero 17 Pellegri. Getulio suola, Gabriela Sousa, c'è più rimpallo, il pallone si impenna, Pellegri torna da Carturan con grande calma, la kick-off continua a gestire il possesso palla, sempre 0-2 il risultato. Sousa, tocco verso Getulio, Sousa raccoglie, pensa alla conclusione, pallone raccolto da Borges. Pellegri poi con il mancino, altro tentativo svanito, un cambio in vista per Bitonto con l'ingresso in campo ancora di Buquicchio. De Oliveira verso Marco Lan, pallone perso, Borges allarga, Pellegri 2-1, partita riaperta dalla kick-off, ha segnato Faustin Pellegri, il gol che riapre la partita. Adesso rischia il Bitonto, sta facendo la partita a kick-off, meritatamente ha trovato il gol del pari in 2 ripartenze. Bitonto ha ovviamente segnato 2 gol, qui l'errore è stato in fase di costruzione. De Oliveira va con i guantoni in avanti, Mansueto di testa, trova Borges, prova ad andare in 3 attorno a lei, alla fine Mansueto ritorna sui suoi passi e intercetta il pallone, palla in avanti, Mansueto sponda, Marco Lan verso Mansueto, tocca all'indietro, non riesce a fare la sponda qui Buquicchio. Alla fine arriva il fischio dell'arbitro e del cambio. Pellegri dentro Marianna Bovo, capitano della kick-off, pallone tra i piedi di Borges, scaricato ora verso Bovo, Gabriela Sousa allarga, Getulio con la suola verso Sousa, Borges, non c'è deviazione, adesso dal fondo affidata a De Oliveira, già battuta, pressing altissimo della kick-off e qui Bitonto deve mettere in fallo laterale per evitare la seconda palla persa sanguinosa. Mentre sentite anche voi il calore del palazzetto dello sport del Parco Enrico Mattei.
Getulio verso Bovo, poi Borges, forte dentro da Bovo, c'è deviazione, calcio d'angolo a favore della kick-off. Borges scarica per Sousa che va alla conclusione, prima col destro, poi col mancino. Nessuna delle due conclusioni finisce dalle parti di De Oliveira, poi Bitonto allontana con Mansueto che spara il pallone in tribuna. Bovo verso Borges, rientra Pellegrini, Borges dentro da Getulio, allontana ancora Bitonto, raccoglie dall'altra parte Carturan, ancora Bovo, Pellegrini calcia sul primo palo, para De Oliveira che non riesce a evitare il calcio d'angolo. Continua a premere kick-off Getulio, gioco di gambe, c'è una deviazione. Bovo, pallone sulla sinistra verso Borges, si accentra, poi scarica Getulio, la sposta sul destro, poi scarica verso Borges, Bovo ancora verso Getulio, il saltiro lo effettua, non c'è la deviazione, anzi sì, calcio d'angolo ancora per la kick-off che continua a premere. Mansueto, calcio d'angolo battuto male dalla kick-off, occhio alla ripartenza, pallone in avanti alla ricerca di Buquicchio, un pallone recuperato dalla kick-off che riparte Getulio, spara addosso a Marcolan, occhio alla ripartenza, Buquicchio, pallone lungo di un soffio. Arriva la sirena per secondo time out. Sirena, e dunque si rientra in campo, si riparte dal 2-1 con la kick-off che ha trovato il gol, ha riaperto il discorso proprio poco fa. Si riparte dall'area di rigore di Denis Carturan, pallone tra i piedi di Borges, col destro allarga verso Bovo, se la sposta sul destro, anche lei non riesce a concludere. Borges allarga, Getulio ancora verso Borges, il pallone viene bloccato da Mansueto, poi ha preso un piccolo rischio Bitonto con De Oliveira che non è riuscito a trovare il pallone dopo che era a terra in seguito alla parata non effettuata, perché Mansueto ha praticamente sbarrato la strada alla conclusione di Borges. Calcio di punizione a favore di Bitonto e giallo per Getulio. Il primo cartellino giallo della partita proprio per Jessica Getulio. Il gioco ferma da diversi secondi con pulizia del campo dopo il fallo commesso per evitare
eventuali scivoloni. De Oliveira batte, pallone finisce fuori. Bobo all'inizio Bitonto. De Oliveira, palla alzata col ginocchio, prova a servire qualche compagna di Vincenzo, senza successo. Mansueto va alla conclusione, gioco di gambe, alla fine l'ultima a toccare lei. Bovo tocca per Pellegri. Borges per Sousa, pensa alla conclusione, trova la deviazione di Vincenzo. Pellegri, tocco per Gabriela Sousa, poi Bovo, ancora Pellegri, si sposta su Mancino, va alla conclusione, c'è la deviazione da parte di De Oliveira, altro pericolo creato dalla kick-off. Si rimane sul 2-1, continua a premere la squadra di casa. Tocco fuori, Pellegri calcia alto sopra la traversa di De Oliveira, raccoglie Carturan, scoperta Bitonto, tocco di Borges verso Sousa, poi prova a riservirla, qui perde il pallone De Oliveira, rischia tantissimo Bitonto, la rabbia dell'allenatore Marzuoli. Bovo, tocco per Sousa, controllo e tiro, allontana Bitonto che soffre. Sousa, altra conclusione, stavolta messa in fallo laterale a causa della deviazione di Tampa. Ancora Sousa, ancora De Oliveira, si rinnova il duello, calcio d'angolo a favore della kick-off. Parte fuori dall'area di rigore Sousa, riceve col destro, va! E segna il 2-2. Gabriela Sousa la pareggia meritatamente. La kick-off stavolta con Gabriela Sousa. 2-2 al palazzetto dello sport del Parco Enrico Mattei. Parità ristabilita, gran bella partita fin qui. Sofferto tanto Bitonto e meritatamente la kick-off ha trovato prima il 2-1, poi il 2-2. De Oliveira, qui sbaglia in fase di costruzione, tanto caos tra le file del Bitonto, pallone per Borges, mette giù, poi conclude, trova un'altra deviazione, un altro calcio d'angolo, un dominio, quello degli ultimi minuti da parte della squadra di casa. Bovo, altra deviazione, ancora calcio d'angolo. Bovo su punto di battuta, forte teso verso Giulia Cascio che prova a girare di testa ma senza successo. Si fa vedere, viene incontro, riceve a badessa De Oliveira. Cascio ha chiamato in profondità il pallone Borges senza successo. Gabriela Sousa, tocca per Bobo. Cascio, Gabriela Sousa, calcia col destro ancora una volta, non trova però questa volta la porta di De Oliveira. Mansueto in avanti, raccoglie Cascio, non va al tiro, preferisce servire una compagna. Bobo all'indietro, Gabriela Sousa ancora, stavolta altissimo il pallone.
De Oliveira va in avanti con il lancio verso Mansueto, la chiusura di Gabriela Sosa, l'ultima a toccare è Mansueto, fallo laterale battuto subito dalla kickoff. Bovo non va alla conclusione, scarica verso Borges, tocco sbagliato, occhio alla ripartenza per Tampa che conclude fuori, però si rimane sul 2-2. Bovo verso Borges, Cascio, ancora Bovo, si libera lo spazio, c'è una deviazione di Mansueto, per un attimo non inganna De Oliveira, occhio perché riparte Bitonto, pallone in avanti, deviazione pericolosa di Giulia Cascio, per un attimo non inganna questa volta Denis Carturan, palla in avanti, colpo di testa e finisce così il primo tempo qui al palazzetto dello sport del Parco Enrico Mattei, finisce 2-2, gran bel primo tempo, rimanete collegati con noi per il secondo tempo.
Ben ritrovati dal palazzetto dello sport del parco Enrico Mattei. Era iniziato il secondo tempo tra Kickoff e Bitonto. Il primo tempo si è concluso con il risultato di 2-2 con la squadra ospite che era andata in vantaggio di 2 reti. Kickoff ha praticamente dominato per tutto il primo tempo, poi ha trovato prima il 2-1 e poi il gol del pareggio. Se ne inizia dunque qui al palazzetto con a Kickoff che conquista un fallo laterale e alla fine porta a casa il primo calcio d'angolo di questa ripresa con Bovo che si muove dentro l'area di rigore. Borges dalla distanza, illusione ottica del gol. Si rimane sul 2-2, Bitonto rischia e anche sul piano mentale deve stare attenta la squadra di Gianluca Marzuoli, anche perché la Kickoff sta facendo davvero una grandissima partita. Chiaramente chi ci sta seguendo dall'inizio lo saprà bene. Qui chiede un calcio d'angolo Pellegrini, non viene accontentata, l'ultima a toccare è stata proprio lei. Il pallone tra i guantoni di De Oliveira, un palla in verticale per la corsa di Alexandra Di Vincenzo, pallone che si spegne sul fondo. Inizia l'azione offensiva della Kickoff con Borges che scarica verso Bovo. Pellegrini, gioco di gambe, si accentra, poi non trova spazio per tirare, poi scarica verso Borges. Bovo si sposta sul destro, prova a calciare, trova la deviazione, non è calcio d'angolo ma fallo laterale a favore della squadra di casa, con Pellegrini. Borges in area di rigore, preferita Sousa all'indietro che calcia di destro di prima intenzione, pallone che batte addosso alla difesa del Bitonto. Vi ricordo che questa è una sfida di altissima classifica. Da un lato la Kickoff in prima posizione a quota 24 punti, dall'altra parte Bitonto 3 punti di differenza. Chiaramente ancora tutto il secondo tempo da disputare. Un bel primo tempo. Bitonto che oggi sta facendo a meno di diverse giocatrici importanti e protagoniste in questa stagione, tante giocatrici under 19 in panchina a disposizione di mister Marzuoli, che recupera un buon pallone. Bitonto che va in avanti, c'è dentro Mansueto, evita il peggio Carturan. La disperazione da parte del capitano Nicoletta Mansueto, riesce a presentarsi per la prima volta dalle parti di Carturan. Bitonto che batte il fallo laterale, poi l'ottimo intervento di Sosa in 2 sulla giocatrice in maglia numero 11 della Kickoff, che alla fine porta a casa un calcio di punizione prezioso che fa respirare la Kickoff. Il fischio dell'arbitro per dare delle spiegazioni all'allenatore della squadra ospite, che ha protestato in occasione del fallo fischiato proprio poco fa. E il gioco può riniziare. Pallone tra i piedi di Borges. Bovo con la suola, prova ad aumentare il giro del motore, ne dribbla 2. Poi la suola, Sousa verso Borges, di punta va alto sopra la traversa di Oliveira. Questo tiro da parte di Bruna Borges. Pallone da questa parte verso Tampa, Vivian Marcolan, nominata Tampa. Recupera palla la Kickoff, Bovo porta il pallone nella metà campo avversaria, poi Borges, gioco che si sposta sulla destra, Pellegrini, accanto a lei Sousa, preferita Borges dietro, ancora a ricevere il numero 7, segnato in occasione del
del 2-1, il gol che ha riaperto le danze. Bovo, passaggio centrale intercettato da Mansueto, occhio al 2 contro 1 con Di Vincenzo che prova a servire Mansueto. La rabbia da parte del capitano del Bitonto, che voleva più in profondità questo pallone. Occasione sfumata dunque, e kick-off che inizia dalla propria difesa. Bovo, va al tiro, allarga Pellegrini, va al tiro, il primo palo, attenta De Oliveira, calcio d'angolo numero 2 di questa ripresa a favore della squadra di casa. Si muove Sousa, Borges era presente sull'ultimo palo, sul secondo palo, perdone. Altro calcio d'angolo battuto dalla kick-off, adesso porta a casa un fallo laterale sempre sul lato di destra. Si fa vedere Borges, Bovo la vede, calcia Borges, tiro potente, centrale, para De Oliveira senza problemi. Mansueto, tocco verso Marcolan che rischia, esce, palla al piede di personalità, poi Di Vincenzo. Mansueto in profondità, prova a servirla Di Vincenzo, c'è l'ottima chiusura da parte del capitano Bovo. Fallo laterale battuto. Marcolan con il destro verso De Oliveira, a sinistra, a destra, e poi il gol del Bitonto, il gol segnato da Alexandra Di Vincenzo, gol bellissimo della squadra di Marzoli. A segno Alexandra Di Vincenzo da destra a sinistra, da sinistra a destra Bitonto. Trova il gol del 3-2, un gol pesante, e porta nuovamente in vantaggio la squadra di Gianluca Marzoli. Il secondo tempo è iniziato proprio come il primo, attacca e domina dal punto di vista del gioco a kick-off, ma alla fine a passare in vantaggio, a trovare la rete del +1 al Bitonto. Arriva il fischio dell'arbitro, si rinizia. Borges, ritmi molto alti tra due squadre più forti, il calcio a 5 femminile Serie A, ci prova dalla distanza qui Getulio, c'è la deviazione da parte di De Oliveira, calcio d'angolo. Arriva la battuta, colpo di testa di Borges, presa in ritardo e di sorpresa, pressi di Mansueto ha funzionato. Fallo laterale già battuto. Tampa verso Di Vincenzo, pallone in avanti, Mansueto, esce bene Bitonto, prova a cavalcare l'onda dell'entusiasmo. Sousa prova ad andare via, cerchiata da 3 giocatrici, alla fine Tampa evita il peggio. Di Vincenzo all'indietro, Tampa spara il pallone addosso a Borges e Bitonto inizia dalla corsia destra. Tampa prova ad andare, a mettersi in proprio, c'è la deviazione, c'è il calcio d'angolo a favore della squadra ospite. Per kick-off è entrata Giulia Cascio, è uscita Gabriela Sousa. E sbaglia qui la squadra di Marzoli, che spreca una potenziale occasione per portarsi sul +2. Riparte la kick-off con Borges che allarga il gioco verso Getulio. La sua conclusione per un attimo non arriva dalle parti di Borges, pallone troppo lungo, la rimessa affidata a De Oliveira, che prova ad andare via sulla corsia di sinistra Bitonto, con la combinazione tra Buquicchio e Di Vincenzo, senza successo però. Getulio, tocco all'indietro per Borges che conclude. C'è la deviazione e c'è il calcio d'angolo per la kick-off. Si
fa vedere Bovo, pallone all'indietro per la botta da fuori di Borges direttamente addosso alla giocatrice maglia numero 5, Lediane Marcolan, soprannominata Tampa. Bovo rimette il pallone in gioco, Borges verso Getulio, forse voleva un fallo qui la giocatrice della kickoff, non accontentata, allora riparte il gioco da De Oliveira, si allarga da questa parte De Oliveira, non viene servita, preferita in avanti Di Vincenzo, recupera palla alla kickoff che prova a ripartire con una delle giocatrici più attive, ovvero Borges, porta a casa un fallo laterale sull'out di destra. Si lotta da quella parte con il pallone messo dentro da Getulio, altro fallo laterale qualche metro più avanti, palla indietro, conclusione ancora dalla distanza di Borges. Questo è lo schema della kickoff che non riesce a sfondare, occhio dall'altra parte, Mansueto calcia fuori il potenziale +2 del Bitonto. Intanto ci sono problemi per Di Vincenzo, seguito al colpo al volto di poco fa, non riesce forse a vedere bene. Borges in verticale, ottima la chiusura da parte di Marcolan che riparte, tunnel ai danni di Borges, poi scivolata Carturan ad allontanare da ogni pericolo. Sto facendo più fatica in questa parte di frazione kickoff ad attaccare. Palla in avanti per Buchicchio, preferisce la via della gestione all'indietro verso Marcolan. Di Vincenzo, ancora il pallone scaricato verso la giocatrice in maglia numero 21, qui non si scambia, non si chiude lo scambio tra Mansueto e Di Vincenzo. Kickoff rinizia da Borges. Getulio prova ad andare, deviazione, fallo laterale a favore della kickoff. Palla per Bovo con il destro di punta, prova a concludere, il pallone si spegne alla sinistra di De Oliveira, non perde tempo, va in avanti, colpo di testa tentato da Di Vincenzo. Una porta all'altra del campo in pochissimi secondi, partita molto bella fin qui. È entrata Sousa, posto di Bovo. Tocco per Gabriela Sosa che prova a concludere, trova Marcolan tra la porta di Oliveira e appunto Sousa per Cascio. Prova ad andare via qui senza successo però Bruna Borges, riparte Bitonto col tacco, Mansueto trova una gran risposta da parte di Denise Carturan, è attenta una giocatrice in maglia 77 della kickoff. Calcio d'angolo per Bitonto che con questo risultato salirebbe in classifica al primo posto, la quota 24, agganciando proprio la kickoff. Pallone che esce al di là della linea dell'out di destra nel Bitonto. Mansueto tocca per De Oliveira, tocco sbagliato, possesso palla che torna alla kickoff. Borges prova a mettersi in proprio, Cascio si chiude l'1-2, Borges va al tiro, arriva il fischio dell'arbitro
per un fallo commesso da Mansueto. Fallo visto e segnalato dall'arbitro di oggi Andrea Cini della sezione AIA di Perugia. La kick-off si porta dentro l'area di rigore del Bitonto, altro cambio per l'allenatore della squadra ospite che inserisce Mayra Abbadessa. Con Abbadessa che va in barriera, sono due davanti Oliveira, prova lo scavino addirittura Getulio che sbaglia. Bitonto rinizia dall'area di rigore di De Oliveira. Mansueto, tocco verso Marcolan, ancora verso il proprio capitano, finta di movimento, poi torna centralmente Mansueto, pallone in verticale alla ricerca di Mayra Abbadessa, si mette davanti con il fisico Giulia Cascio. Getulio porta il pallone, poi scarica Gabriela Sosa, pensa al tiro, tira addosso a Di Vincenzo, poi c'è un fallo, arriva il fischio e anche il cartellino giallo per Alexandra Di Vincenzo, seconda moneta della partita dall'arbitro di Perugia. Posizione molto interessante per poter impensierire la giocatrice spagnola che difende i pali del Bitonto alle prese con la barriera. Tante le soluzioni per la kick-off, con Sousa, con Getulio, con anche Borges rincorsa lunghissima. Vediamo chi andrà delle tre giocatrici della kick-off. In due in barriera per De Oliveira. Arriva il fischio. Borges col destro addosso al muro difensivo del Bitonto, il pallone è vivo. La seconda occasione di Getulio finisce sull'esterno della rete, non perde tempo Bitonto che va in avanti. Qui forse c'è un fallo, anzi no, tutto regolare secondo l'arbitro. Carturana ha rischiato qualcosa, riparte dall'altra parte kick-off. Colpo di testa di Borges, lei è l'ultima giocatrice a toccare. Fallo dal fondo per Bitonto. Sponda di Di Vincenzo per Mansueto, gioca bene con calma Bitonto, prova a concludere in porta anche di Marcolan, palla non fuori di molto alla sinistra di Denise Carturan. Intanto Borges si porta al limite, poi allarga il gioco verso Pellegri, sponda per Sousa, non riscarica il pallone, va alla conclusione, trova una buona risposta di De Oliveira. Marcolan dall'altra parte, isolata, c'è lo scarico all'indietro verso Abbadessa che allarga il gioco, preferisce la via della gestione Bitonto. Mansueto, Marcolan, giro palla, fitta rete di passaggi Bitonto, ancora Marcolan, dribbling secco, grande personalità, una delle migliori giocatrici in campo per quanto riguarda Bitonto. Qui perde un pallone sanguinoso, Borges prende un colpo, forse sbaglia la scelta, poteva andare subito dalle parti di Getulio, non è riuscita però a servire prima la compagna. Riparte alla kick-off dai piedi di Borges, si butta dentro Bovo. Borges verso Pellegri, era arrivata anche Getulio, viene servita
dalla giocatrice maglia numero 7 della kickoff. Va alla conclusione questa volta Murata. Pellegrini le prese con la battuta, palla in avanti, Borges con l'esterno, Bovo non trova nessun compagno, De Oliveira va lunga con le mani, trova il colpo di testa di Pellegrini che attenta, poi prova a girarsi Valentina Teani, porta a casa un fallo laterale. Pellegrini se la sposta sul destro, non serve Bovo, serve Borges, controllo con il destro, ancora Pellegrini, duetto nei due, tiro, deviazione, fallo laterale sulla sinistra per la kickoff. Una carica da parte di Marzuoli e la conclusione di Pellegrini. In un primo momento sbatte addosso a Mansueto, si accontenta del fallo laterale la giocatrice della kickoff, palla dentro per Teani e prova la girata senza successo. Arriva la sirena, arriva il time out e dunque i due allenatori le prese con le indicazioni alle proprie giocatrici, che sfruttano il momento per dissetarsi per la seconda parte di questo secondo tempo tra kickoff e Bitonto. Torna in campo dunque, parte con le stesse 5 giocatrici, la kickoff è proprio come Bitonto. De Oliveira pronta a rimettere il pallone in gioco, Mansueto subito in pressing altissimo, Bovo, Pellegrini in pressing funzionale, Bovo conclude in un primo momento, poi scarica verso Teani e Borges, deviazione, calcio d'angolo a favore della kickoff che non può più perdere tempo. Bovo mette giù, se la sposta sul destro, va al tiro, pallone a pochi centimetri dal palo sinistro di De Oliveira. Che rischio qui per la squadra di Marzuoli. Questa sarebbe la 7ª vittoria in campionato in 10 giornate. Ricordo che questo è il recupero della 9ª giornata. E non si era disputata per via di un furto al Bitonto di diverso materiale. E dunque si recupera oggi, 29 dicembre, l'ultima gara di questo 2024 per le due squadre. Arriva il gol del 3-3 ancora Faustin Pellegrini, doppietta per la giocatrice in maglia numero 7, ristabilisce la parità. Finale tutto da vivere qui al palazzetto dello sport del Parco Enrico Mattei. Ha pareggiato kickoff contro Bitonto, complice anche l'errore di De Oliveira. E qui si ferma Mansueto perché si è fatta male Bruna Borges. Gran bel gesto di fair play da parte del capitano del Bitonto, ha preso un colpo al volto. Bruna Borges
E dunque Kickoff restituisce il pallone a Bitonto. Mansueto, sfida tra capitani, Bovo su di lei, poi esce centralmente Bitonto, la conclusione col destro tentata da Marcolane, la parata ottima da parte di Carturan. Il giro palla del Bitonto che perde un bruttissimo pallone. Marcolan, Pellegri perde l'attimo per andare a calciare. Siamo già dall'altra parte. Mansueto, aiutata dal pressing da Bucchicchio, prova ad andare poi sul fondo, andare dentro alla ricerca di una compagna, ma dentro l'area di rigore era presente Di Vincenzo, trova la deviazione, trova il calcio d'angolo. Va a concludere verso lo specchio della porta di Carturan, Marcolan, Pellegri, deviazione, salvataggio sulla linea, clamoroso, occhio perché siamo già dall'altra parte, traversa di Mansueto, occasione da una parte, occasione anche dall'altra, tanto ci sono problemi fisici per Bovo con i crampi. Gran salvataggio sulla linea da una parte, traversa piena dall'altra. Si rialza Bovo, aiutata proprio da Mansueto. Lascia il posto a Cascio. Arriva il fischio. Si rinizia. Partita bellissima, 3-3 fin qui. Tra Kickoff e Bitonto. Borges, Cascio, il pallone non va a destinazione, occhio perché è scoperta qui la difesa della Kickoff. Borges intercetta un pallone pericolosissimo, allarga poi il gioco verso Pellegri, gioco di suola, poi il pallone fuori per Teani, ancora Pellegri, dribbling secco su Mansueto, alla fine perde l'equilibrio e cade per terra Pellegri. Così come il capitano del Bitonto. Arriva il fischio dell'arbitro. Si rialza il capitano della squadra ospite. Si ripartirà da De Oliveira. Pallone giocato, Marcolan ha rischiato tantissimo prima, pallone in verticale per Bucchicchio, poi sbaglia in fase di costruzione Bitonto, calcio d'angolo per la Kickoff, Cascio si butta dentro, Pellegri, tiro debole, fuori, impensierisce De Oliveira che riparte subito, Borges impedisce che il pallone arrivi a Mansueto, poi allarga, Teani, ancora per Borges, sbaglia. La giocatrice in maglia numero 15, Marcolan, parata di Carturan, ritmi alti, Teani allarga verso Borges, tocco per Cascio, 4-3 per la Kickoff, Giulia Cascio, la ribaltata completamente la Kickoff, tutto facile dalla giocatrice maglia numero 16, adesso in vantaggio di una rete la Kickoff e gli scenari anche in ottica classifica cambiano non poco. Con questa vittoria la Kickoff salirebbe a quota 27 punti in classifica, prenderebbe le distanze da tutto quel blocco, portandosi a 4 punti dalla seconda. Dando Mansueto, imbucata sul secondo palo, non riesce a concludere Bucchicchio, a ripartire qui Kickoff ma senza successo. Di Vincenzo allarga il gioco, Sousa in due tempi anticipa e si carica la squadra sulle spalle. La palla non era uscita
Mansueto poi si arrabbia con Buchicchio, arriva un cartellino giallo per un componente dello staff di Marzoli. Si riparte da un fallo laterale per la kick-off. Cascio all'indietro, Sousa all'indietro, Bovo verso Borges. Ancora dalle parti di Cascio, Bovo, Borges imbucata dentro, intercetta Di Vincenzo. Mansueto gli prende il tempo Gabriela Sousa, fallo laterale già battuto. Di Vincenzo, Oliveira, De Oliveira, pallone in avanti, Buchicchio scarico fuori e poi prova a sorprendere qui De Oliveira con un tiro direttamente dalla sua area di rigore. Denis Carturan, gran giocata, pallone fuori di poco. Bovo col tacco, Marcolan, giocata bella da vedere, poco efficace. Di Vincenzo verso Mansueto, il tocco per Marcolan. Gabriela Sousa gli strappa il pallone, occhio all'avanzata, Gabriela Sousa travolge De Oliveira, arriva anche il cartellino giallo per la giocatrice della kick-off. Comunque Borges va a protestare, poi la stretta di mano tra le due giocatrici. Gabriela Sousa e De Oliveira. Con questa vittoria sarebbero 9 le vittorie stagionali per la kick-off in 10 giornate, 27 punti in classifica più 4 da Occasa Falconara, femminile Pescara Futsal e anche da Tiki Taka Futsal, le squadre a 23 punti praticamente seconda, terza e quarta per il discorso di differenza reti. Bitonto che rimarrebbe con questo risultato a 21 punti e dunque a 6 punti dal primo posto occupato proprio dalla kick-off. Borges, tocco verso Gabriela Sousa, Bovo, si torna da Getulio, Bovo punta, Di Vincenzo prova ad andare via, si è fatta anche male, sono problemi a gamba destra forse per il capitano della kick-off che adesso rientra zoppicante, batte la rimessa il Bitonto che avanza lentamente, anche De Oliveira riceve ora pallone per Marcolan. Scambiano le due giocatrici del Bitonto, deve indietreggiare Marcolan, esce in pressing Pellegri. Mansueto, si torna da Marcolan, De Oliveira vuole una compagna, viene servita Di Vincenzo, palla dentro, bloccata da Carturan, troppa fretta qui, mette in fallo laterale, poteva sicuramente sfruttare meglio questa occasione alla kick-off. Viene incontro Di Vincenzo a ricevere, si difende con tutte le giocatrici nella propria metà campo. Kick-off, Mansueto, De Oliveira chiama il pressing allenatore della kick-off, donna su donna, pallone allargato, De Oliveira, Mansueto, tocco all'indietro, Marcolan, anzi Di Vincenzo, palla in avanti, pallone intercettato e poi il tiro per il +2 della kick-off, a segno con il numero 17 Jessica Getulio. 5-3 per
la kick-off si riporta sul +2. Adesso l'impresa si fa difficilissima per Bitonto. De Oliveira, Marcolan, Mansueto prova ad andare via in qualche modo, non riesce a sfondare il muro difensivo della kickoff. Cascio mette il fallo laterale. De Oliveira, Marcolan in verticale, non passa, Pellegrini davanti a lei, ancora Marcolan, alza il pallone, Carturan in due tempi, Getulio sbaglia il controllo, fallo laterale per Bitonto. Palla all'indietro, battuta da Di Vincenzo. De Oliveira, imbucata dentro alla ricerca di una compagna e poi il tiro, il palo clamoroso colpito da Pellegrini vicino al gol del 6-3 che chiudeva le pratiche. Mansueto intanto, il gol è buono. 5-4 dunque, la riapre con il proprio capitano Bitonto, Nicoletta Mansueto a segno. Partita infinita al palazzetto dello sport del parco Enrico Mattei. Borges, brutto pallone perso, Mansueto si divora il gol del pareggio e dice di no Carturan. Bellissimo finale qui al palazzetto, il tocco in avanti, non riesce a controllare Di Vincenzo, occhio a Pellegrini, intanto prova a colpire alle spalle di De Oliveira, deve difendersi kickoff, un solo gol di vantaggio adesso la squadra di casa che ha sprecato il potenziale +3 addirittura. Adesso deve stringere i denti questo finale. Mansueto tocca verso Di Vincenzo, giocata su Bovo, cross dentro, non riesce a dare potenza al pallone con il destro Mayra Abbadessa. Siamo già dall'altra parte, gran chiusura di Marcolan, pallone da una parte e dall'altra, affiora la stanchezza. Pellegrini, Mansueto va a pressare alto, alla fine porta a casa un fallo laterale, kick-off. Pellegrini batte all'indietro, Bobo con la suola, serve nuovamente Pellegrini, si gioca sulla corsia a destra, poi il tocco lungo, chiude Di Vincenzo. De Oliveira, palla da questa parte, Abbadessa non arriva sul pallone, si rimane sul 5-4, allontana il pallone, kick-off e arriva addirittura il gol del 6-4, il gol del 6-4, ha colpito con il numero 12 Bruna Borges. 6-4, siamo quasi giunti ai titoli di coda del big match di giornata. Finisce così, kickoff vince 6-4 a lungo in classifica, portandosi a quota 27 punti, vince il duello al vertice contro il Bitonto e si porta così a +6 proprio dagli avversari in classifica, si porta a +4 da Occasa Falconara Femminile Pescara Futsal e Tiki Taka Futsal, ferme a 23 punti. Finisce così, finisce 6-4, un ringraziamento da parte di Riccardo Morelli per averci seguito. Continuate a seguire il calcio a 5 femminile Serie A.